Cerchiamo il più possibile di evitare che le violenze possano riproporsi. Non è semplice, l'Italia è un paese dove ogni 3 giorni registriamo un femminicidio. Con l'aiuto di tutti, compresi i vicini di casa, gli amici, i colleghi di lavoro che devono segnalare le violenze, devono farlo, cerchiamo di intervenire nel modo più efficace possibile. Nel giorno in cui si è verificato l'ennesimo femminicidio, la Questura ha fatto il punto sull'importanza di adottare le misure preventive, a partire dalla violenza sulle donne. Solo nel 2021 il Questore ha emesso 70 provvedimenti, mentre nel 2022 sono arrivati a 124, di cui 50 per atti persecutori e 74 per violenza domestica. Ma le misure riguardano anche altri ambiti. Quest'anno, escluso il mese di dicembre, il Questore ha emesso 58 avvisi orali, 171 fogli di via, 104 DASPO, 46 DACUR, divieto di accesso a specifiche aree urbane e 124 ammonimenti. Si tratta di misure di carattere amministrativo, non penale. Tra questi il DASPO Willy, utilizzato per contrastare il fenomeno delle baby gang, come quella che ha seminato il terrore a Jesolo quest'estate o nel centro di Milano, con taglieggiamenti, rapine e aggressioni a danno di giovanissimi studenti. Abbiamo individuato dei comportamenti riferibili a diversi ragazzi minorenni che hanno destato preoccupazione nella popolazione locale, nella popolazione studentesca in particolar modo, e di conseguenza siamo intervenuti anche in quel caso e d'intesa con l'autorità giudiziaria impedendo a questi ragazzi di frequentare le aree dove più frequentemente avvenivano le aggressioni, anche episodi di spaccio e anche leggeri episodi di estorsione che in quel modo impediamo si ripropongano.